Cominciamo oggi particolarmente presto a raccontarvi gli approfondimenti, i temi principali di questa giornata. Lo facciamo cominciando con la Navalmeccanica, perché ieri la denuncia di Confapi Taranto, che ha sottolineato il grave momento che sta vivendo il settore. La Navalmeccanica, scrivono, vive un momento critico a Taranto, servono risposte immediate per salvare le competenze e il futuro del settore. Secondo Confapi, nel dicembre 2024, ha istituito al proprio interno la sezione navalmeccanica, l'obiettivo è quello di rappresentare e tutelare le imprese del comparto, che oggi è tra i più colpiti del tessuto produttivo locale. Proprio di questo parliamo con il presidente di Confapi, Fabio Greco, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Un settore in qualche modo, meno in vista rispetto ad altri, penso a Ilva, Miticoltura, ma non per questo in situazioni meno complicate, Presidente. Beh, è un settore che, molto molto importante per la città di Taranto. Taranto è la città dei due mari, con la Marina Militare sono anni e anni di collaborazione in questa nostra meravigliosa città, e chiaramente sono stati fatti tante attività e la Navalmeccanica era al centro dei progetti, della Marina Militare. Oggi, con il tempo, chiaramente, e con tutto quello che sono state le vicissitudini passate, questo legame si è un po' assopito, e quindi le aziende sono in difficoltà con aperture di cassa integrazione. Possiamo però dirci una cosa, Presidente, la Marina in qualche modo ha trasferito anche altrove una serie di servizi, e questo in qualche modo può aver influito sull'economia in qualche modo di questo settore. Beh, la Marina, purtroppo, per una questione di opportunità e di quello che sono le cause che hanno creato, poi un anno fa, c'è stato c'è stato il problema sulla barcaporta, come ricordiamo. Certo. Chiaramente, non avendo un bacino attivo, la Marina Militare, chiaramente dando affidamento attraverso Fincantieri delle attività, Fincantieri è chiaro che deve portare avanti il lavoro. Per portare avanti il lavoro necessario, soprattutto in questo periodo drammatico di guerre, dove la presenza della Marina Militare deve essere costante, e loro hanno bisogno di manutenzione, quindi vanno dove ci sono i bacini, e quindi le aziende di Taranto sono costrette a gestire queste attività anche fuori, quando si può, perché non è detto che si possa sempre. Certo. Perché chiaramente i costi sono superiori rispetto poi alle aziende navalmeccaniche che si trovano negli altri porti, chiaramente. Presidente, per chiudere, avete incontrato anche il ministro Crosetto sul punto? Sì, devo dire che comunque, voglio chiarire questo punto, sia Marina, con i vari incontri tenuti con l'ammiraglio Vitiello, l'ammiraglio Montanaro, l'ammiraglio De Candia, c'è sempre stata la volontà di comprendere al meglio e di risolvere le problematiche. Poi con il ministro si sono andate a sottigliare a puntare queste problematiche, e il ministro ha dato la disponibilità a verificare e a tornare con delle risposte certe a fronte di quelle che sono le problematiche. Quindi aspettiamo in questi prossimi giorni, in queste settimane, anche se il periodo non è dei migliori, ripeto, certo, risposte più concrete, perché le aziende sono in difficoltà. Grazie a Fabio Greco, presidente di Confapi Taranto, per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, Presidente. Grazie.